sostenevano tutti che non c'erano problemi con questo tipo di immigrazione. La verità è che ormai non se ne può più, sono tanti gli immigrati che arrivano in questo paese, circa 200.000 all'anno, e penso che questo modello di accoglienza non vada bene, soprattutto se ci sono dei profughi. I primi profughi sono i nostri cittadini che non riescono a sbarcare il lunario. E allora prima vengono i nostri cittadini, poi quelli del resto del mondo. Dare una casa e un lavoro a tutti i migranti che arrivano in Italia semplicemente non è possibile, riflette il governatore Luca Zaia. Quanto sta avvenendo in questi giorni dimostra una volta di più che in tutto questo tempo ha avuto ragione chi sosteneva che gli sbarchi andavano fermati. Le soluzioni tampone non servono, va affrontato il fenomeno nel suo insieme. Si affronta non facendo più arrivare immigrati in Italia, facendo in modo di aiutarli a casa loro, creando i centri di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa, evitando ogni forma di trasporto sulle coste italiane, pensando che il problema non è un problema italiano, ma un problema europeo. Dobbiamo sottolineare la latitanza totale dell'Europa e della comunità internazionale, e questo problema dell'immigrazione africana in Italia sta diventando un problema solo italiano.